Buongiorno Axitime, buongiorno Max Laudadio, no, Max Axitime, ormai è il cameraman ufficiale. Benvenuti a Forni di Sopra. Forni di Sopra oggi è tappa per il 24esimo anno di Carnia Bike ed è la seconda tappa. È una gara sicuramente molto bella e apprezzata da molti, che è cresciuta nel tempo grazie al mio primo braccio, diciamo, Ivan Lozza, e io l'ho seguito e sono entrato appunto a far parte del direttivo organizzativo. Abbiamo ideato per voi un tracciato non durissimo, diciamo, è tecnico, alternato da forestali che richiedono sicuramente una preparazione buona di motore, come si suol dire. È più o meno una ventina di chilometri. I primi bene o male la chiuderanno nell'ora e qualcosa, o sotto l'ora, vedremo se avremo fenomeni oggi. Seconda tappa di Carnia Bike, e quest'anno anche il bel tempo ci è venuto incontro e quindi ci ritroviamo qui come l'anno scorso, patrimonio dell'UNESCO, Dolomiti, Forni di Sopra. Grazie a tutti quelli che sono venuti qui e buona gara e buona pedalata. Ruby's got a brother, her brother's got a lover, his lover's got another on the side. Ain't nobody's business, we all need forgiveness. It's been laying heavy on my mind.
Sono Daniel Formelli della Sportway Cycling Team, qui all'arrivo della gara di Forni di Sopra il 1° maggio. Anche oggi è una grande soddisfazione, il percorso come al solito molto bello, ben preparato, tecnico, e se tutte le prove del Carnia Bike saranno così bisognerà venire assolutamente, perché non si può perderle, non si trova niente così in regione. Ci vediamo alla prossima! Ciao a tutti da Forni di Sopra, oggi siamo qua per la seconda prova del trofeo Carnia Mountain Bike. Tempo bello, il percorso anche, bel percorso tecnico, impegnativo. La gara per me è andata abbastanza bene con questo secondo posto assoluto. Dopo una partenza così come succede al solito, nei primi 15-20 minuti faccio fatica a ingranare, ma poi mi sblocco e sono andato in recupero e ho guadagnato questo secondo posto di cui sono contento, anche perché siamo a inizio stagione e le aspettative erano un po' peggiori di queste, quindi sono contento per il risultato. Prossima tappa a Timau a giugno, ci vediamo lì, ciao a tutti! Buongiorno a tutti, sono Giovanni De Bon dello Speedway Team. Oggi siamo qui a Forni, bellissima prova del circuito Carnia Bike su un percorso molto tecnico, curato nei minimi particolari. Complimenti all'organizzazione per percorso e diciamo ambiente preparativi per questa gara. È stata una bella battaglia insieme a Manuel Moro e sono contento del mio terzo posto e ci vediamo il prossimo 3 giugno a Preone. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, Tiziano Celeghin del Kikosis. Oggi a Forni è andata bene, siamo partiti tutti insieme. Sono riuscito a stare abbastanza davanti nonostante il giro di lancio comunque veloce. E in single track bellissimo dove comunque sono riuscito a fare la differenza nel secondo giro. E per il resto strappi bellissimi, i piatti con le radici bastardissimi, però bellissimo, dai, mi sono divertito e penso di essere arrivato sul podio. Caligari Sivaldi, Bandinziol Cycling Team. Oggi qui a Forni gara impegnativa come sempre, grande lavoro di Ivan Lozza, Ivan Andrea e tutto lo staff qua di Forni di Sopra. Bellissima giornata, radici un po' umidicce, ma però dai, fa parte di questo bellissimo percorso che è stato graziato anche dal tempo che è stato clemente e speriamo che tenga duro fino alle premiazioni. Niente, bella, un po' sfortunata per me, però fa parte del gioco. Salve, Maurizio Inguscio dell'Azida. Oggi qua a Forni, stupenda la gara, stupendo il percorso, tante radici, molto tecnico anche, bisognava stare un po' attenti, però è una cosa che niente di quello che non abbiamo già fatto tutti. Veramente per l'organizzazione tanti complimenti e ci vediamo alla prossima sperando di esserci, perché col lavoro il problema è sempre quello. Grazie a tutti, buon 1° maggio, ciao! Buongiorno, sono Gagliardo Dennis dei Rolling Riders di Codroipo. Volevo anticipare e presentarvi un attimo la nuova edizione che faremo nel 2018, è il secondo anno che organizziamo una gara di mountain bike che si effettuerà a Cammino del Tagliamento. Una corsa con un giro solo di 30 km sul Greto del Tagliamento, passando attraverso diverse piste di motocross e una pista dedicata alla mountain bike. Non è un percorso difficile, molto veloce e tecnico, adatto a tutte le persone. La gara si svolgerà il 20 maggio con ritrovo alle 8 di mattina
e partenza alle ore 10. Buongiorno e buonasera per meglio dire, Luca Martina, presidente Bastioni Bike. Siamo qui per presentare la nostra prima 6 ore dei bastioni, come vedete dal banner il sabato 12 maggio, per cui siamo prossimi a questa nuova esperienza per quanto riguarda la mia società. È una gara appunto di 6 ore, della durata di 6 ore, che si può correre da solisti, uomo e donna, coppia, uomo-donna, squadre da 3, squadre da 4 e poi ci sono anche le squadre miste. Si partirà alle ore 15 da Borgo Cividale di Palmanova, che ormai molti biker conoscono perché è stato teatro di molte manifestazioni nel Palmarino, e fine manifestazione alle ore 21, che poi ovviamente se sta transitando, se sta ancora in gara qualche atleta, si aspetterà l'arrivo dell'ultimo concorrente, pertanto sicuramente si andrà a finire alle 21:30 e se non di più. Il tempo di stellare le classifiche, poi ci saranno le premiazioni e dopodiché c'è il terzo tempo che tutti stanno aspettando. Penso che proprio quella lì sarà invece la cosa più importante, il terzo tempo, più che la gara di per sé. A parte gli scherzi, per noi è una novità, siamo già dei buoni numeri perché siamo quasi a 200 iscrizioni complessive. Adesso non vi so dire nella specifica quanti sono i singoli, quanti sono le coppie. C'è da dire che da parte nostra ci siamo meravigliati proprio sulla presenza di tanti singoli. La possibilità di iscriversi online scadrà il giorno 6 maggio, dopodiché le iscrizioni si chiuderanno e ci si potrà iscrivere il giorno stesso in Piazza Grande a Palmanova presso il bar Caffè Municipio, e dalle ore 9 fino alle ore 14, praticamente fino ad un'ora prima della partenza. Quel giorno a Palmanova ci sarà anche la festa dello sport, per cui la piazza sarà animata da molte attività sportive e i costi al momento attuale siamo a quota 30 euro, come ripeto, come ho detto prima, fino al 6 di maggio. Il giorno della gara 35 euro per motivi appunto di inserimento dati da parte dell'azienda che ci curerà il cronometraggio, che è la MaisDam. Pertanto io vi aspetto a Palmanova il 12 maggio, c'è ancora la possibilità di iscrivetevi. Thank you.